Buongiorno a tutti. Grazie a Indipendenza Veneta che mi dà l'opportunità come portavoce del gruppo Viva San Marco. Io sono Lorenzo Greco. Farò un breve riassunto di cosa è successo in questa bellissima città negli ultimi tempi. Venezia non riesce a difendersi per vari motivi. Anzitutto perché non è più padrona di se stessa. Il rovesciamento del rapporto di popolazione la mette elettoralmente a rimorchio della terraferma, che le impone anche il sindaco, il quale infatti non è di Venezia. Essendo della terraferma e avendo una sua base elettorale, è logico che senta più gli interessi della terraferma che non quelli di Venezia. L'interesse della terraferma è di fare di Venezia una grossa torcello, da sfruttarne il cadavere, archeologico come Napoli, come Paestum. Secondo voi quando è stato scritto questo articolo? Ieri, un mese fa, un anno fa? No, nel 1969, da un certo Indro Montanelli, il quale sosteneva anche che Venezia ha bisogno di uno statuto speciale, con problemi speciali che richiedono particolarissime competenze e urgentissime decisioni. Luca Zaia nel 2013, intervistato, affermava che Venezia, un intervistatore le aveva fatto una domanda: cosa pensi di Venezia città metropolitana? E lui rispose: Venezia città metropolitana? No, meglio città-stato. Solo attraverso una vera autonomia ai nostri territori, Venezia, in quanto vera capitale del Veneto, potrà godere di un vero federalismo fiscale per aiutare lo sviluppo dei territori. Belle parole, ma proprio Zaia nel referendum consultivo del 1 dicembre 2019 per il ripristino dell'autonomia Venezia e Mestre ha regalato a tradimento un illegittimo quorum che ha vanificato la volontà dei veneziani insulari che avevano votato sì all'autonomia di Venezia insulare. Ben l'84% di veneziani ha votato per il sì per l'autonomia di Venezia e Mestre. Grazie a questo quorum illegittimo non possiamo decidere niente. Tutti i partiti hanno tradito la causa e solo la tenacia e l'amore per Venezia dei pochissimi insulari rimasti a combattere contro tutti ha tenuto aperta la partita, affidandosi ad avvocati, ricorsi al TAR e ora anche al Consiglio di Stato. Ovviamente tutto a spese dei cittadini traditi. Un po' per tutti, anche per l'ex presidente della provincia di Venezia, Zaccariotto, la quale affermava: è indubbio che per la sua specificità Venezia debba godere di uno statuto speciale come città-stato, al pari di città austriache e tedesche come Amburgo, che non godono solo di autonomia, ma anche di particolari forme di sovranità. Autonomia, specialità e sovranità vanno di pari passo con la fiscalità. Anche qui belle parole, ma una volta sedutasi sulla poltrona fucsia ha fatto retromarcia su tutto, rimangiandosi tutto quello che aveva detto. Era diventato il suo cavallo di battaglia in fase elettorale, però ha fatto retromarcia su tutto. Tipico atteggiamento Voltagabbana, Italian style. Poi c'è un filosofo milanese, scusate la voce un po' rocca, Zecchi, in fase elettorale sosteneva: Venezia è capitale d'Europa, subito lo statuto speciale. Chiediamo uno statuto speciale per poter creare Venezia una sua autonomia amministrativa e gestionale, con persone competenti per definire la visione economico-finanziaria della città, in prospettiva di grandi progetti e visioni. Perché Venezia ne ha bisogno e perché nella sua storia è sempre stato questo, un faro di civiltà. No allo scavo del Vittorio Emanuele. Se avverrà mi incatenerò alle colonne del Palazzo Ducale. Anche qui bellissime parole, ma dopo essere diventato consigliere comunale di Venezia non ha mai messo parola sulle questioni per le quali era stato sostenuto dai suoi elettori. Sparita la parola statuto speciale per Venezia insulare, ed era meglio pensare alla terraferma dove ci sono più voti e riguardo l'ulteriore scavo del canale Vittorio Emanuele nessuna obiezione. Più Zecchi.
Filosofo. Bisogna stendere anche un velo pietoso su tutto il resto della partitocrazia italiana, che qui a Venezia ha fatto solo disastri, PD docet. In mezzo a tutte queste belle parole, ma illusioni e tradimenti, vorrei mettere anche una considerazione del figlio del famosissimo Alvise Zorzi, il quale diceva: i veri nemici di Venezia sono in primis coloro che ignorano, fingono di ignorare e non vogliono riconoscere la specificità di Venezia insulare. In secundis, coloro che, veneziani o no, che la sfruttano senza alcun riguardo, né reinvestendone la città. In terzo luogo, coloro che si ostinano a considerarla un centro storico non solo di Mestre, ma addirittura di una mostruosità globale che ha fini politici. Infine, coloro che difendono la propria poltrona a costo dell'integrità e della specificità di Venezia. E qui aggiungo un paio di considerazioni mie molto brevi. Venezia e Mestre, due comuni autonomi. Venezia a statuto speciale. Venezia città-stato. Venezia capitale d'Europa. Da anni chi siede sulle poltrone del potere o chi aspira a sedersi si riempie la bocca con questi slogan. Ma alla fine a decidere le sorti di Venezia sono quasi sempre personaggi che non sono nati a Venezia, non ci vivono, non la conoscono, ma la usano e ne sfruttano il prestigioso nome. Ad oggi tutti, compresi quelli che si sono presentati promettendo radicali cambiamenti, anche con simboli cari se non sacri a noi veneti e veneziani, ci hanno inesorabilmente illusi e poi traditi. Di Venezia e della sua laguna poco, se non nullo, l'interesse, nemmeno per il problema dei trasporti pubblici, per la qualità della vita dei residenti, né per i servizi, quasi tutti immigrati in terraferma, nemmeno per la sanità, con un ospedale civile concepito per i residenti che non sono nemmeno 50.000, sono 32.000 quelli effettivi, e non è concepito per i 20-30 milioni di turisti all'anno. Adesso vi faccio una domanda. Secondo voi Venezia è considerata una città turistica? Per legge? No, non lo è. Venezia non è nemmeno considerata una città turistica in quanto è unita alla zona industriale di Porto Marghera. Quindi, ritornando all'argomento dell'ospedale, c'è l'ospedale all'Angelo, a Mestre, basta d'avanza per i 4 gatti insulari che siamo noi. Grazie al quorum illegittimo regalatoci dalla Regione, a decidere per chi vive a Venezia sono coloro che abitano in terraferma, quelli che vedono con i binocoli i nostri problemi. Il Veneto oggi è senza la sua vera capitale. Venezia è ridotta ad essere una città virtuale, centro storico di Mestrezia, utile per le passerelle dei politici per far bella figura. Ma Venezia senza veneziani è una città morta. Se vogliamo un Veneto forte, con una sua vera capitale, dobbiamo uscire dal pantano della partitocrazia italiana, e non solo con i soliti slogan, bandiere e loghi marciani, bensì dando spazio e voce al popolo, che sicuramente ha più dignità e serietà di chi ci governa ora. Viva San Marco, e vorrei aggiungere che visca Catalunya. Grazie.